Diciamo che da quest'anno la cooperativa Il Noceto, di cui noi siamo soci da diversi anni, ha iniziato a collaborare con la Fondazione in questo progetto che dura da 15 anni, che era già iniziato con l'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Vittorio Veneto. È diciamo, un'iniziativa che ha una lunghissima storia, perché 15 anni non sono pochi, ma una storia soprattutto di legame molto forte fra quello che sono delle attività del territorio, con un prodotto del territorio che è la noce, e con la fondazione che da tantissimi anni si prodiga per portare, diciamo, per fare una serie di attività nel sociale. Per cui il fatto da quest'anno di riuscire a collaborare, anche se è un anno un po' difficile perché la raccolta delle noci quest'anno non è stata delle migliori, iniziare a collaborare con la Fondazione per noi del Noceto e per Borgoluce, che è socio del Noceto, è una cosa, devo dire, emozionante e che ci riempie di gioia. Avete già qualche idea per il futuro, magari qualche nuova iniziativa? Direi che sicuramente è un'iniziativa che è da continuare anche negli anni prossimi, sperando di avere ancora una maggior disponibilità di prodotto da dare alla Fondazione, e soprattutto è un modo per legare delle attività del territorio produttive, come quella della produzione del noce, con, diciamo, con il tessuto di chi abita sul territorio, facendo conoscere un prodotto del territorio, ma soprattutto facendo del bene.